benvenuti appassionati tifosi del Napoli. È un piacere essere qui per condividere le ultime notizie prima dell'evento tanto atteso da tutti noi, Napoli-Real Madrid. La nostra squadra sta lavorando instancabilmente per portare buoni risultati a voi, i nostri fedeli tifosi. Prima di iniziare, non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al nostro canale per non perdere nessun aggiornamento sul Napoli. L'aspettativa per questo confronto è alle stelle, ed è facile capire il perché. Il Napoli affronterà il Real Madrid in un Maradona completamente affollato, e l'emozione è alle stelle. Parleremo ora delle probabili formazioni per la partita. Entrambi gli allenatori hanno pochi dubbi sulla formazione, il che significa che non dovremmo aspettarci molte sorprese. Per il Napoli, il nostro allenatore, Garcia, ha confermato la coppia centrale Ostigard e Nathan, con i due unici giocatori italiani sulle fasce. A sinistra c'è una lotta tra Olivera e Mario Rui, ma l'esperienza del portoghese potrebbe garantirgli il posto. A destra, Politano è quotato per iniziare, mentre Ancelotti del Real Madrid dovrebbe contare su Nacho per sostituire l'indisponibile Alaba. L'unico grande dubbio sembra essere la scelta tra Kroos e Modric a centrocampo, ma Tchouaméni e Valverde dovrebbero assicurarsi i loro posti da titolari. Camavinga e Joselu dovrebbero essere in panchina. Ecco le probabili formazioni. Per il Napoli, 4-3-3. Portiere, Meret. Difensori, Di Lorenzo, Nathan, Ostigard, Mario Rui. Centrocampo, Zieliński, Lobotka, Anguissa. Attacco, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Per il Real Madrid, 4-3-3. Portiere, Kepa. Difensori, Carvajal, Rudiger, Nacho, Fran Garcia. Centrocampo, Valverde, Tchouaméni, Kroos. Attacco, Rodrigo, Vinicius, Bellingham. Queste formazioni promettono una partita emozionante, e non vediamo l'ora di vedere come si comporteranno i nostri giocatori contro una squadra così potente come il Real Madrid. Ora, prima di concludere, vorrei conoscere la vostra opinione, tifosi del Napoli. Cosa pensate di queste formazioni? Quali sono le vostre aspettative per la partita? Lasciate i vostri commenti qui sotto, non dimenticate di mettere mi piace e iscrivervi al nostro canale per ulteriori notizie esclusive sul Napoli. Sosteniamo insieme la nostra squadra verso la vittoria. Forza Napoli!